Signori, buongiorno, io sono Arnaldo Bovolenta della Produttori Sementi Polesani. Oggi inizieremo un tour in 3 realtà aziendali polesane. La prima azienda che stiamo visitando è l'azienda Gorino Sullam di Gorino e valuteremo e visiteremo in particolar modo 2 varietà. Una si chiama Pilier, dove adesso ci siamo proprio dentro il campo, e l'altra varietà, una nuova varietà, si chiama Liam. Siamo in un campo di grano bellissimo. Questo qui è un grano, è il Pilier, che è entrato nella scuderia, io la chiamo scuderia della Produttori Sementi Polesani l'anno scorso, con dei risultati eccezionali, quindi la andiamo a riproporre. Sono 2 varietà, come voi potete ben vedere già dal Pilier, che sono inserite nella filiera Carta del Mulino, e negli ultimi 3 anni Barilla ha lanciato una filiera che si chiama appunto Carta del Mulino. Noi agricoltori andremo a produrre grano in modo sostenibile. Sempre più spesso vediamo nelle nostre strade o in mezzo ai nostri campi di fiori. Che funzione hanno questi campi di fiori? Questi campi di fiori hanno la funzione di proteggere gli insetti impollinatori. Vi do un dato: voi dovete sapere che negli ultimi 30 anni a livello sistema mondo abbiamo perso qualche cosa come il 70% di insetti impollinatori. Sì, l'insetto impollinatore è molto importante, questo sia ben chiaro, per la nostra agricoltura, è importante per gli ortaggi, è importante per la frutta, è importante per i cereali. Quindi ben venga la proposta, la filiera portata avanti da Barilla, la filiera Carta del Mulino, perché andiamo a produrre anche, oltre che tutelare gli insetti, andiamo a produrre anche un cibo sano, un grano rintracciabile. Sappiate che tutti i grani inseriti nella Carta del Mulino sono rintracciabili, che quindi è anche una garanzia di salubrità per il consumatore finale. Con me ho il tecnico rappresentante della società Florimond Desprez, l'amico Azzi Massimiliano, che ci ha fatto l'onore di essere qui con noi oggi e ci darà alcune delucidazioni per quanto concerne l'importante varietà. Bene, desidero ringraziare prima di tutto l'azienda Gorino Sullam che ci ospita quest'oggi, ma soprattutto ringrazio Produttori Sementi Polesani nella figura appunto di Arnaldo Bovolenta. Ringrazio Arnaldo perché è stato la prima persona a credere in questa varietà, ha deciso appunto ci ha creduto fin dai primi momenti decidendo di inserire questa varietà nel suo catalogo. Aveva questa necessità appunto di garantire ai propri, non solo alle proprie aziende ma anche ai propri consumatori, in questo caso Barilla, di avere questo prodotto che fosse salubre. Pilier è una varietà che è resistente alla ruggine bruna, una buona resistenza alla ruggine bruna. Questo ci consente comunque di avere piante sane e che, come potete vedere, mantengono benissimo questo verde, manifestano sin da subito questa sanità di pianta, garantendo appunto, come diceva prima Arnaldo, un prodotto salubre per i consumatori. È una varietà che ha una tolleranza anche al clortaluron, quindi ci consente anche, per quelle aziende che hanno necessità di utilizzare altre strategie di diserbo alternative, di poter anche rivedere appunto le proprie strategie. Pilier è un panificabile che ha anche ottime caratteristiche molitorie, infatti ha un P su L medio-basso, ha un buon W e soprattutto per queste caratteristiche piace ovviamente a tutto il comparto molitorio. In genere ha un contenuto molto basso di DON. Chiedo anche conferma ad Arnaldo Bovolenta, che ha avuto modo di vedere la varietà diciamo così, in larga scala, e quindi volevo un po' sapere anche da lui, avere un feedback da Arnaldo Bovolenta sulla varietà. Ecco. Sì, Massimiliano, come è andato l'anno scorso il Pilier? Decisamente bene, abbiamo fatto delle medie superlative e quindi la nostra intenzione, l'intenzione della Produttori Sementi Polesani, avendo, come dicevi tu, come diceva Massimiliano, queste caratteristiche importanti dal punto di vista molitorio, che effettivamente sono caratteristiche importanti, e
questa alta tendenza alle produzioni. Infatti voi come potete vedere una varietà anche molto elastica, quindi una garanzia di tenuta all'allettamento, ma soprattutto è una varietà che ha delle caratteristiche molitorie molto ma molto importanti, e quindi noi lo riproporremo e anzi tenteremo a aumentare la superficie di questa varietà perché ci interessa molto. Adesso io vorrei chiedere all'amico Paolo Mantovani, direttore dell'azienda agricola Gorino Sullam, in presemina con che cosa abbiamo concimato e con quanti quintali siamo andati di concime. Abbiamo fatto una concimazione di presemina con del fosfatila a 250 kg per ettaro e siamo all'incirca sui 230-235 kg di seme per ettaro. Questo è un terreno che viene da Medica e in questa zona abbiamo dovuto rispettare la normativa della regione, diciamo, sulla distribuzione di azoto, quindi siamo sulle 120 unità, però se guardate di azoto, se guardate il grano non è che sia sofferente, diciamo, anzi. Che trattamento abbiamo fatto qui in spigatura? Qui abbiamo utilizzato la Tussera. Bene, mi fa molto piacere, visto anche che oggi abbiamo in campo con noi, e lo vedremo subito dopo, perché la seconda varietà che andremo a visitare si chiama Liam. Abbiamo anche gli amici della Syngenta. Continuando nella nostra visita, sempre nell'azienda Gorino Sullam, siamo passati alla seconda varietà che abbiamo in osservazione, che è il Liam. È una varietà nuova del gruppo Syngenta, è un biscottiero, un importante biscottiero, in quanto ha delle caratteristiche molitarie decisamente importanti, ma come vedete anche questa varietà ha una spiga molto importante, quindi è garanzia di alta produttività. È una varietà che noi della Produttori Sementi Polesani inseriremo nella nostra scuderia, come oso dire. L'anno scorso l'abbiamo provato, ha dato delle medie strabilianti assieme ripeto, al Pilier, e io sono curioso di capire la produttività di questa varietà. Ripeto, è una varietà biscottiera, ha tutte le caratteristiche molto importanti, un bassissimo PSUL, una W media del settore biscottiero, della sua categoria, e quindi è una caratteristica molto importante per questa varietà. Ripeto, anche questa varietà fa parte della carta del mulino, è stata inserita nella filiera carta del mulino, e ci aspettiamo, noi della Produttori Sementi Polesani, ci aspettiamo molto da questa varietà. Con me ho l'amico rappresentante di Syngenta, l'amico Benetti Michele, il quale ci darà alcune delucidazioni per quanto concerne la varietà. Buongiorno a tutti, sono Michele Benetti e rappresento Syngenta. Siamo ospiti dell'azienda agricola Gorino Sullam e stiamo osservando un prodotto che per noi è il secondo anno che lo osserviamo con grande interesse. È un prodotto su cui riponiamo grandi speranze e su cui ci sono ottime prospettive per i prossimi anni, per vederlo impiegato nelle filiere Barilla stessa del grano tenero, in particolare per quanto riguarda appunto i grani biscottieri. È sicuramente il degno erede di quello che potranno essere quello che è stato Bagù ed altri prodotti simili. È un prodotto che ha un bassissimo PSUL, per cui si adatta particolarmente a questo tipo di filiera, e per di più ha delle caratteristiche proprio intrinseche di grande tolleranza per la pruina stessa che si nota, di tolleranza nei confronti delle patologie principali del grano, in particolare septoria e ruggini, e anche fusariosi. Qui abbiamo fatto un trattamento con la Tussera in spigatura ad 1 litro, e direi che siamo in una condizione più che mai buona ed eccellente di sanità.